Lorenzo Cristea, 20 anni, di Trebaselega, la vittima della rissa violenta avvenuta la notte fra sabato e domenica alla Baita al Lago di Castelfranco, gravissimo un 22enne. L'aggressione mortale di Castelfranco Veneto, altri 2 giovani feriti, parlano i genitori dei ragazzi, dicono sono andati a soccorrerli, poteva succedere anche a loro. Parla Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, che esprime vicinanza ai genitori della giovane vittima, chiede pene severe per i colpevoli. Ancora un'aggressione in carcere a Padova, un mese di prognosi per un agente, mentre un altro è stato minacciato con una lametta. Scoperto a rubare alimenti in un supermercato, nello zaino nascondeva un coltello con una lama di 25 cm, denunciato un 47enne. Partiranno a giugno i lavori di restauro del Duomo di Cittadella, consacrata nel 1826, la chiesa è uno dei simboli della città murata. A 80 anni dalla liberazione fino al 12 maggio a Palazzo Bo e Palazzo Moroni si può visitare una mostra dedicata a Egidio Meneghetti. Buongiorno, benvenuti al TG di Tele Nord-Est. Apriamo questa edizione con la notizia che ha scioccato il Veneto. Una rissa fuori da una discoteca in un normalissimo sabato sera e un ragazzo preso a coltellate, un ragazzo che perde la vita, altri feriti, una situazione davvero difficile anche da comprendere, da capire. Ve la raccontiamo, cominciamo a raccontarvela in questo servizio. Una lite è nata da un diverbio dentro la discoteca. Il posto è mio, lasciaci in pace. Le minacce già dentro il locale Playa Loca di via Pagnana a Castelfranco alla Baita al Lago. Li hanno aspettati fuori in strada vicini alle loro macchine. Il gruppo di amici è uscito e si è trovato davanti 2 ragazzi di origine nordafricana che avevano trovato all'interno del locale. Sono iniziati gli spintoni, volate parole e mani, poi sono spuntati i coltelli. La rissa finita in tragedia. A perdere la vita Lorenzo Cristea, 20 anni, originario di Trebaseleghe. Sulle macchine ancora i segni. Attimi concitati, un'aggressione violenta, feroce. 3 coltellate al torace, una all'addome per un 22enne di Zero Branco, attualmente ricoverato in ospedale in terapia intensiva a Castelfranco. Ferito anche un 19enne del posto al bicipite sinistro, trasferito al nosocomio di Montebelluna, e un 18enne che ha rimediato 3 punti di sutura alla spalla destra. È stato lui uno dei primi ad intervenire. Ancora non è certa la dinamica, ma sarebbe stato proprio il 18enne a frapporsi tra i ragazzi nordafricani e gli amici, secondo i genitori, nell'intento di sedare gli animi. È lì che si sarebbe accorto di essere stato colpito alla spalla, momenti velocissimi, secondi, in cui si è consumata la tragedia. Poco distante, infatti, 2 degli amici erano già a terra. Sono stati proprio loro a caricarli in macchina e portarli al pronto soccorso, dove Lorenzo Cristea ha perso la vita. Troppo gravi le ferite riportate. È come il sangue del mio sangue, lui famiglia mia, famiglia sua. Tutti quelli che sono là dentro, tutta famiglia mia sono. Nella concitazione, forse nel momento della fuga verso l'ospedale o forse proprio durante la rissa, anche uno speronamento tra le auto, ora sotto sequestro. Per tutto il giorno c'è stato un via vai davanti alla caserma dei carabinieri di Castelfranco, genitori in attesa dell'uscita dei figli, sentiti tutto il giorno dai militari dell'Arma. Ci sono delle persone su cui stiamo cercando di acquisire elementi sul loro coinvolgimento, nulla di più. E sentiamo le voci dei familiari dei ragazzi rimasti feriti. Loro sono stati attaccati e i nostri ragazzi, il mio ragazzo e i suoi amici sono andati in soccorso. Che anni hanno questi ragazzi e il vostro figlio? 18. Un altro 19, un altro 20, un altro 22, poi ce n'era un altro che mi sembra anche lui 19 anni. Fortunatamente suo figlio, insomma, sta ora meglio, però poteva succedere il peggio. Che sensazione è da madre? Non ci sono parole. Inimmaginabile, credo, il parlo per lei perché la vedo come sta, perché pensando anche che è morto anche un ragazzo e uno in gravi condizioni, poteva succedere, essendo lui stato accoltellato, poteva succedere anche magari anche a lui. Cioè adesso non si vive più tranquilli, non si sta, quando i ragazzi escono 18-19 anni non si sta più tranquilli, non si dorme più la notte. Ma adesso si vedrà insomma come procederanno le cose. Esatto. Adesso aspettiamo, vediamo cosa. Loro saranno chiamati, credo, come testimoni, non come parte in causa, insomma.
La situazione non è ancora chiara e adesso vado a vedere mio figlio in ospedale perché era ancora in sala e dopo ritorno e vediamo la situazione, di cosa è successo, di cosa si è trattato. Va bene, grazie. Non le hanno dato gli sviluppi, non le hanno detto? No, fino adesso gli sviluppi non me l'hanno detto, anche se l'ho richiesto, ma non si sono sbilanciati, non mi hanno detto niente di... Io l'ho saputo casualmente, un po' così, avvisato da mia figlia e dalla mia compagna che ha letto questa notizia sul giornale. Tuo figlio adesso come sta? Mio figlio adesso, io sono andato un'oretta fa, mio figlio era ancora dentro perché c'erano ancora alcune cose da suturare, ancora un po' perché il muscolo un po' ancora sanguinava, non è grave, gravissimo. Mi dispiace per altri 2 amici, la 3 amici mi sembra, tantissimo. No, non ci sono riuscito, perciò vado adesso di nuovo, perché era ancora dentro in sala operatoria. Voglio accertarmi io di persona. Va bene. Grazie. E ora la voce del sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon. Un fatto gravissimo che ha scosso non solo il sottoscritto ma tutta la comunità. Sono stato avvisato questa mattina di questo fatto gravissimo, ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri e le prime informazioni che ho avuto io è cominciata una lite all'interno del locale, una lite verbale, e il locale ha attivato le procedure di allontanamento che hanno in essere in tema di sicurezza, perché così hanno fatto. La lite poi è proseguita fuori del locale in via pubblica ed ha avuto questo esito che non so quale aggettivo usare per definirlo. Il primo pensiero è andato ai familiari della vittima e da genitore non so cosa provino, so che il papà ha avuto un malore anche e quindi è una situazione gravissima e difficile anche da commentare. La riflessione che faccio è che bisogna in qualche modo arrivare ad avere una certezza di pena perché poi non ci sia una sorta di impunità rispetto a queste cose che, ribadisco, non possono essere declinate a bravate piuttosto che ad altre questioni. È una responsabilità che deve essere imputata all'autore del delitto e rispetto al quale mi auguro non ci siano scusanti da buonisti. Prima bisogna capire la verità delle cose, che sembra agli aggressori essere di origine marocchina. Nell'immaginario collettivo, quando parlavo di perché hanno i coltelli in tasca, magari ci si rifà a un'associazione perché magari può essere più portato avere i coltelli in tasca a questi piuttosto che gli italiani. Da noi non vi è la cultura. Usiamo il condizionale, però la somma di queste cose non appiana, non mette su un piano di dialogo lineare e facilita, anzi enfatizza le differenze. Il nodo dell'integrazione delle seconde, terze generazioni. Sì, secondo me quello è un tema ancora che ha margini di molto miglioramento. Naturalmente vi racconteremo che cosa sta succedendo, le indagini, ma anche la situazione dei feriti nel resto della nostra informazione. Adesso restiamo nella pagina della cronaca perché ci sono state altre aggressioni in carcere a Padova. 2 agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto del carcere Due Palazzi di Padova. Uno dei 2 agenti ha dovuto ricorrere alle cure dei medici che hanno stabilito per lui una prognosi di 30 giorni. La notizia è stata resa nota da Giovanni Vona, segretario per il Triveneto del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Un detenuto straniero ristretto al secondo blocco B del carcere, racconta Vona, ha lanciato del pane indurito contro 2 poliziotti. La peggio l'ha avuta l'ispettore di servizio con 29 giorni di prognosi, mentre un terzo agente è stato minacciato con una lametta. Fortunatamente non è successo nulla, ma questo detenuto è l'ennesima volta che si rende responsabile di minacce, resistenza e aggressioni al personale di polizia penitenziaria e continua a rimanere inspiegabilmente in questo istituto.
Donato Capece, segretario generale del SAPPE, sollecita urgenti provvedimenti a tutela della polizia penitenziaria in servizio. Sarebbe opportuno, dice, dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o comunque di uno strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato. Ancora cronaca, ancora droga, padre e figlia grossisti degli stupefacenti. 14 panetti per un totale di 62 kg di marijuana sono stati sequestrati nel garage della figlia, altri 19 kg invece i carabinieri li hanno scovati nella casa del padre. Una famiglia di grossisti della droga, quella bloccata dai carabinieri di Mestrino in collaborazione con il nucleo cinofili di Torreglia. L'indagine è partita proprio a Mestrino, dove i militari hanno ispezionato il box auto della donna nel complesso condominiale dove già avevano sequestrato 24 kg di marijuana nel 2022. Durante l'ispezione i carabinieri hanno notato una donna di 39 anni allontanarsi a bordo della sua auto. La donna è stata fermata. Dal controllo in corso nell'auto rimessa sono saltati fuori 14 scatoloni con altrettanti panetti di marijuana. Per la donna è scattato l'arresto. Dalla donna i militari sono risaliti al padre, 74enne, che vive a Resana. Qui i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno sequestrato 19 kg di droga che era nascosta in casa. Anche per quest'ultimo è scattato l'arresto. Il padre è stato rimesso in libertà, la donna sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. E 2 stranieri, a proposito di droga, sono stati arrestati nel fine settimana. Stava nascondendo la droga nel guardrail del cavalcavia Sarpi Dalmazia. I poliziotti in borghesi impegnati nel servizio antidroga lo hanno visto prima ritirare un pacco nero nascosto tra le lamiere e poi ritornare in bicicletta nello stesso punto per nascondere delle cose. Un 44enne tunisino è stato arrestato per spaccio di droga. Lo straniero, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Dietro il guardrail gli agenti hanno recuperato una scatola attaccata con una calamita piena di cocaina già divisa in dosi. In tasca aveva 200 euro, provento di spaccio. Il tunisino è stato arrestato e l'ufficio immigrazione sta vagliando la sua posizione per il rimpatrio. In via Maroncelli invece la squadra mobile ha bloccato un nigeriano di 45 anni che alla vista degli agenti ha tentato di nascondere la dose di droga in bocca. I poliziotti hanno recuperato una dose di cocaina e nelle tasche 100 euro in contanti frutto di una cessione di stupefacente. Lo straniero è stato arrestato e anche lui rischia l'espulsione dal territorio nazionale. Entra al supermercato armato di coltello e ruba degli alimenti. Denunciato dai carabinieri un 47enne di Carmignano di Brenta, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è accusato di furto aggravato e porto abusivo di armi. Sabato pomeriggio il 47enne è stato sorpreso dal direttore del supermercato Conad mentre si impossessava di generi alimentari. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno perquisito il ladro. All'interno di uno zaino hanno trovato generi alimentari per un totale di 100 euro, oltre a un coltello lungo 25 cm. Tutto è stato sequestrato. E sempre nell'Alta Padovana è stato trovato un dormitorio abusivo nel sottotetto di un laboratorio di proprietà di un cittadino cinese. L'hanno scoperto gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese a Campodarsego. Insospettiti dai rumori, i poliziotti hanno individuato una scala esterna che conduceva a un'area non dichiarata nei documenti ufficiali dell'azienda, dove erano state allestite stanze abusive prive di requisiti minimi di sicurezza e igiene, dove gli operai cinesi erano costretti a riposare dopo i turni di lavoro. Il titolare dell'azienda dovrà rispondere di diverse violazioni, tra cui l'abuso edilizio e il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. Cambiamo decisamente argomento. A pochi giorni dalla dunata di Biella vediamo come si stanno preparando le penne nere. Siamo nella sede degli alpini padovani a Mortise. Con me c'è Carlo Casellato che degli alpini dell'associazione ANA è presidente. Siamo qui perché questa è la settimana alpina, la settimana che porta alla 96esima adunata di Biella. Ecco, iniziamo subito a chiedere al presidente come vi state preparando. Quest'anno è una preparazione più difficile del solito perché Biella è più lontana, perché Biella è una città piccola, quindi è stato abbastanza difficile trovare disponibilità negli alberghi, ma soprattutto nelle case, nei campi, nelle parrocchie, perché un po' gli alpini si spargono un po' su tutte le possibili alloggiamenti che ci sono. Quindi ecco, gli alpini di Padova, e ci tengo a dire anche di Rovigo, se no mi tirano le orecchie, perché la nostra sezione ha gli alpini di Padova e di Rovigo,
Ecco, i nostri alpini si sono praticamente già mossi più di un anno fa, appena si sale alla dunata, e si sono mossi, ma hanno trovato purtroppo anche non comodo, nel senso che noi abbiamo i gruppi sparsi un po' in tutta la provincia di Biella, quindi abbiamo gruppi che sono a 25-30 km dalla città di Biella, qualcuno più fortunato e più vicino. Ecco, però è una città piccola e quindi una dunata che sarà sicuramente un po' anomala per la difficoltà di arrivare e anche per la distribuzione sul territorio. Ecco, riusciamo a fare una stima di quanti saranno gli alpini padovani e rodigini che andranno a Biella il prossimo fine settimana? Ma io ho sentito un po' i gruppi, tipico delle adunate più lontane sicuramente il numero scende un pochettino. Di solito l'anno scorso a Vicenza, per dire, la nostra sezione ha sfilato in circa 1000 persone. Qui a Biella, sentendo i gruppi, soprattutto i più vecchi fanno fatica a venire, quindi io sarei contento se quest'anno riuscissimo a sfilare 500-600 persone, la metà rispetto a Vicenza. 2025 Biella, 2026 Genova, per il 27 il Veneto in ballo e Padova quando potrà riavere gli alpini? Tutti si ricordano la dunata di Padova, l'ultima è stata qualcosa di grandioso. Ecco, quando rivedremo gli alpini a Padova con una dunata? Beh, allora per la dunata nazionale dobbiamo ancora aspettare, nel senso che adesso in ballo c'è per il 27 la nostra sezione sorella di Verona, non è ancora stata scelta, sta correndo con Brescia, e Verona ha avuto l'ultima dunata nel 90, noi abbiamo avuto la dunata nel 98 e quindi temo che qualche anno ancora bisognerà aspettarlo. Stiamo valutando se proporci come provincia per una dunata triveneta. Potrebbe essere il 28, anche perché Padova il 28 ha 110 anni dalla fine della guerra, ricordiamo Villa Giusti, ricordiamo Padova un po' come capitale al fronte, ecco, quindi stiamo valutando se per il 28 portare una triveneta. Poi se farla a Padova città o farla magari come l'ultima volta abbiamo fatto una triveneta come sezione, l'abbiamo fatta a Rovigo, lì stiamo valutando, nel senso che portare una dunata triveneta, che ha sicuramente dei numeri molto ridotti rispetto a quella che è una dunata nazionale, in una città come Padova, che come ben ha detto ricorda quella fantastica dunata del 98, rischiamo di sminuire un pochettino. Comunque stiamo valutando, vediamo se portarci, se non altro in provincia, nel 2028. Ecco, nella speranza di rivedere le penne nere anche a Padova, li salutiamo per la dunata 96esima a Biella. Naturalmente il gruppo Media Nord-Est sarà presente con le dirette, gli speciali per raccontare le voci, i volti, la musica di questo importante evento fin da venerdì poi in avanti. E cambiamo ancora argomento, andiamo nell'Alta Padovana per il restauro del Duomo di Cittadella. Nel 2026 festeggerà i 2 secoli di vita e di servizio alla comunità il Duomo di Cittadella dedicato ai santi Prosdocimo e Donato. Un cuore pulsante per la parrocchia, un simbolo della città murata. A giugno partiranno i lavori di restauro di questa chiesa che per 2 secoli ha condiviso le sorti delle genti di questa zona della diocesi che dalle pianure porta alla pedemontana. Luogo di fede e di riferimento per la comunità cristiana, il Duomo era stato interessato da alcuni interventi di restauro negli anni 60, ma necessita adesso di un consolidamento della struttura e in particolare del tetto. 2 le iniziative che correranno parallele al restauro: la raccolta fotografica Memoria e Comunità, un appello rivolto ai parrocchiani a mettere a disposizione i ricordi delle celebrazioni vissute nella chiesa, che avranno un loro spazio nel sito della parrocchia, e alcune, le più significative, saranno riprodotte sui pannelli installati durante il cantiere. E poi il progetto Duomo, che aggiornerà via social attraverso un sito apposito con schermi luminosi sull'andamento dei lavori. Il progetto costerà circa 1.600.000 euro. Durante il restauro il Duomo sarà utilizzato per le celebrazioni solo nelle giornate festive. Negli altri giorni verrà usato il Duomo vecchio. A 80 anni dalla liberazione un'importante mostra che arriva a Padova. Lottare per la libertà, resistere a Padova. Egidio Meneghetti, l'università, la città.
Con questo titolo e 3 diversi spazi espositivi, il BO, medaglia d'oro al valor militare per il contributo dato nella resistenza al nazifascismo, dedica una mostra a Egidio Meneghetti, docente dell'Università di Padova e fondatore con Concetto Marchesi e Silvio Trentin del Comitato di Liberazione Nazionale e Regionale del Veneto. Medico farmacologo, veronese di nascita, padovano d'adozione, Meneghetti, che nel bombardamento di Padova del 16 dicembre 1943 aveva perso la moglie e la figlia, è considerato la guida riconosciuta della rete clandestina che guidò la resistenza a Padova e nel Veneto. La mostra, visitabile fino al 12 maggio, si sviluppa in 3 percorsi tra il cortile pensile di Palazzo Moroni, il cortile antico del BO e l'antisala di scienze al 3° piano del BO, dove sono esposti alcuni materiali originali per la prima volta accessibili al pubblico, tra cui la pistola di Meneghetti e alcuni scritti clandestini. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.